Pronti? 1, 2, 3. Segnale convalidato e c'è subito lotta per assumere l'iniziativa con 4 cavalli praticamente sulla stessa linea, poi emerge il Remo Light che va a condurre, ma sbaglia. L'errore del Remo Light che lascia così al comando Numero 3 Elton è B, Remo Light, sul squalificato. quale avanza Eugenio RL dopo 200 metri di gara. Eugenio va all'attacco. Elton B prova a replicare, poi lascia sfilare l'avversario. Più indietro c'è Ecuador CR, ancora elegante GSO, che precede Epcot B. 29,9 per i 400 iniziali, tutti in fila indiana dopo i primi 500 metri di gara, con l'errore di Remo Light subito dopo la partenza sulla curva. Intanto Eugenio conduce nei confronti di Elton B, la terza posizione per Ecuador CR che muove all'esterno dopo 700 metri. Intanto il mezzo miglio è coperto in 1 minuto e 9 decimi, all'esterno Ecuador CR. Progredisce su Eugenio RL, lo costringe ad accelerare e si trascina elegante GSO. Tanto il primo chilometro in 1:16,1 con in vantaggio Eugenio RL, all'esterno Ecuador CR, alla corda Elton, poi all'esterno c'è elegante GSO che precede Epcot B. Frazioni in 29,3 ora questo quarto, molto svelto, a traguardo lontano, insiste Ecuador, si difende Eugenio, si mantiene a contatto Elton B, poi c'è elegante GSO, 600 alla conclusione, con Eugenio in vantaggio, Ecuador che rimane lì al suo esterno e ora prova ancora l'affondo, dalla terza pariglia esce ora Epcot B che prova la puntata a poco più di 400 dalla conclusione. In corda c'è sempre Elton B che segue Eugenio RL, cavalli che affrontano la curva conclusiva con lo scatto di Epcot B che va su Ecuador CR, si trascina anche elegante GSO, alla corda c'è Elton B. Intanto Eugenio entra in vantaggio in retta d'arrivo, ultimi 150 metri di gara con Eugenio RL che si difende. Nel finale Eugenio RL viene a concludere isolato in avanti, secondo posto per Elton B che precede Epcot B. 1:14,9 sul doppio chilometro con partenza da fermo, 29,3, poi 29,1, poi 29,6 a chiudere il successo per Eugenio RL. In sediolo VP dell'Annunziata per il team Leoni dell'Annunziata Azzaroni, ancora a segno dunque con un perfetto e calibrato percorso di testa Eugenio RL.